Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Emergenza maltempo nella costa ionica, giarre, fiume di fango, auto impantanate, negozi allagati, in difficoltà pure Mascali, fortemente provato il messinese. E proprio per il maltempo la Regione ha dichiarato lo stato d'emergenza, ma i fondi stanziati, poco meno di 3 milioni, sono ancora troppo pochi rispetto ai danni diffusi in tutta l'isola. Il direttore della Protezione Civile cocina dighe incomplete e senza manutenzione da più di 40 anni. Ecco perché le grandi piogge di questi giorni non risolvono la crisi idrica. A Catania si contano ancora i danni dopo la bomba d'acqua di sabato scorso e non mancano le polemiche. Le caditoie non erano intasate, replica l'assessore Petralia alle accuse della Regione. La strage diabolica di Altavilla Milicia, i RIS entrano nella villetta degli orrori e fotografano per la prima volta le padelle e gli utensili del camino usati per le torture dello scorso febbraio. Passa la linea dura per chi usa violenza verso medici e infermieri. A Palermo arrestato un uomo che aveva tentato di aggredire il personale del pronto soccorso del Policlinico. Calcio, la prova di forza a Foggia rilancia le ambizioni del Catania. Di Gennaro a corner, nostro gruppo potenzialmente può vincere tutte le partite. Bentrovati, ancora piogge e allagamenti in Sicilia, la zona più colpita quella ionica, sorpresi da un violento nubifragio i centri di Giarre e Mascali. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tuoni, fulmini, una pioggia torrenziale e a Giarre, Mascali e Riposto è stata l'apocalisse. Fango e detriti trascinati dall'acqua e strade trasformate in torrenti. Nelle immagini vediamo alcune auto rimaste intrappolate. Danneggiati negozi, garage e appartamenti. Un temporale violento e imprevisto che ha colto di sorpresa tutti. Anche l'autostrada Catania-Messina in breve tempo è diventata un pantano. Tra le zone più colpite il Messinese, con oltre 300 mm di pioggia caduti nella zona di Nizza e Fiume di Nisi, sino ai 400 e oltre tra Taormina e Fiumefreddo. A Nizza il mare in tempesta ha trascinato fango sulla strada, sorvegliati speciali torrenti per pericolo di esondazione, soprattutto quello di Nisi. La passerella, che consentiva il passaggio tra Ali Terme e Nizza di Sicilia, è stata sommersa e l'unica alternativa è rimasta l'autostrada. Ma disagi alla viabilità si sono registrati in tutte le zone colpite dal maltempo. E la Regione stanzia quasi 3 milioni di euro per i danni del maltempo. Intanto si insedia il nuovo commissario per l'emergenza. Partiamo da 5 situazioni più critiche. Ce ne parla Luca Ciliberti. Quasi 3 milioni di euro, una prima parziale tranche di fondi che serviranno per interventi strutturali urgenti a causa del maltempo. Pochi, solo il sindaco di Licata ha stimato danni per oltre 15 milioni di euro tra strade interrotte, caseggiati e colture. Ed è proprio per le aree agricole della piana di Licata, maggiormente colpite, che saranno oggetto di una stima più dettagliata da parte dell'assessorato dell'agricoltura. Schifani ha riunito la giunta e ha nominato un commissario, Giulio Alongi, dirigente dell'assessorato alle infrastrutture ed ex capo del Genio Civile. Ho il dovere di aiutare la popolazione con quello che la giunta mi ha affidato e con quello che abbiamo stimato per questi 5 interventi, che reputiamo quelli più importanti, che hanno lasciato veramente il segno. E su questi io mi sto concentrando. Devo dire che mi attiverò su Catania già da domani e manderò i funzionari dell'ufficio del Genio Civile per capire le cose più importanti da fare nell'immediato e darne contezza alla giunta regionale. 5 dunque gli interventi prioritari. Alla foce del fiume Salso, a Licata nell'Agrigentino, sul fiume Dittaino si interverrà con il rifacimento degli argini attraverso il riposizionamento di massi ciclopici, a Enna dove una frana di notevoli dimensioni ha causato la chiusura al transito dell'intera sede stradale e la sospensione di alcune attività commerciali, sull'isola di Stromoli dove verranno effettuati interventi per la rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione, in particolare nella frazione di Ginostra dove saranno rimossi i residui alluvionali che rendono impraticabili diverse strade del centro abitato. Dighe in Sicilia incomplete da 40 anni, senza manutenzione. A Buongiorno Sicilia il direttore della Protezione Civile regionale Cocina punta il dito sull'abbandono di un sistema che era stato concepito come all'avanguardia. Roberta Lunghi. Sono mancati 30 anni, 40 anni di interventi, anche di
di opere di manutenzione straordinaria, e questo è quello che la natura ci porta in conto oggi. Punta il dito contro l'assenza per decenni di azioni di manutenzione sulle dighe siciliane il direttore della Protezione Civile regionale Cocina durante Buongiorno Sicilia. Il sistema delle dighe siciliane era un sistema concepito negli anni 60, all'epoca all'avanguardia, in cui sono mancate poi le opere di completamento, di messa in sicurezza. Altro paradosso riguarda l'oggi per l'acqua caduta, ma non nei luoghi utili a riempire gli invasi. Pensare a un sistema di convoglio delle acque verso i bacini di raccolta nel centro della Sicilia sarebbe, aggiunge Cocina, troppo costoso. Importante investire invece le risorse su efficientamento e miglioramento dell'esistente. C'è un collettore, una grande opera che intercetta le acque del Martello, rimasto incompiuto da Porto Suanci, poi interrotto negli anni 90 per motivi vari, tangentopoli, ambientali. Ti bastano qualche decina di milioni per completarlo e ciò sarebbe un grande vantaggio. Questo, insieme ad altri interventi, fanno parte di un piano straordinario che il governo regionale ha presentato a Roma per una ipotesi di sblocco e rifinanziamento. Spreco e dispersione sono poi le aggravanti del sistema. Purtroppo le perdite sono concentrate nella rete di distribuzione interna nelle città. Lì abbiamo valori del 50%, l'intervento lì è molto costoso. Sul tema dispersione Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, torna a parlare in un post su Facebook. Ho visitato la diga Trinità, scrive, da un lato non c'è acqua e le coltivazioni muoiono, dall'altro lato, visto che non si è intervenuti con seri investimenti, l'acqua viene buttata. A Catania si contano i danni e non mancano le polemiche. L'assessore Petralia risponde a Palermo: le caditoie non erano intasate, dobbiamo dialogare di più con la regione. Tonino De Mana. Non è stata una pioggia eccezionale, ma è bastato poco per mandare sott'acqua Catania con l'immagine simbolo di via Etnea, trasformata in un fiume in piena. E come sempre partono le polemiche e tornano in auge vecchi discorsi che riguardano canali di gronda, allaccianti, sistemi di acque bianche e nere e caditoie, ostruite anche da tonnellate di cenere vulcanica. Ognuno rivendica la propria azione, chi attacca e chi si difende a seconda del colore politico. La sensazione è che i cambiamenti climatici debbano, per forza di cose, far cambiare il modo di proteggere le città, e questo si potrà fare attraverso nuove infrastrutture. E passa in secondo piano anche la polemica sulle caditoie, perché pulite o no, non avrebbero certamente potuto fronteggiare l'enorme massa d'acqua riversata su via Etnea. D'ora in poi bisognerà voltare pagina ed agire con fatti concreti, come conferma l'ex assessore Bosco. È il momento dell'azione, ci sono dei progetti che possono essere fatti, io ne ho suggeriti alcuni, soprattutto al Forcile, dove ci potrebbero scappare anche i morti, nella zona portuale, nelle aree pedemontane. Nell'immediato si possono fare solo manutenzioni straordinarie, cioè essere sicuri che i canali che esistono, le caditoie che esistono siano in funzione. Si assiste anche ad uno scaricabarile tra enti locali, anche se l'assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia sgombra il campo dalle polemiche. Si sta aprendo però un dialogo, nonostante le divergenze, magari le visioni diverse, un dialogo per cercare di trovare delle somme straordinarie per fare subito degli interventi. Purtroppo con le risorse, con gli uomini che abbiamo a nostra disposizione, l'ha detto il sindaco anche in un post, abbiamo un organico sicuramente limitato rispetto alla grande ampiezza della nostra città, quindi cercheremo l'aiuto della regione anche da questo punto di vista. Nelle prossime ore sono previsti massicci interventi sui tombini intasati dai detriti e rifiuti. Naturalmente si comincerà da via Etnea, Salotto Buono e il nuovo fiume di Catania. Cambiamo argomento: la strage familiare di Altavilla Milicia, le padelle e gli utensili del camino usati per le torture dello scorso febbraio negli scatti dei carabinieri del RIS all'interno della casa. Intanto si attende l'esito della perizia psichiatrica di Barreca. Roberta Lunghi. Gli utensili del camino e le padelle usate per torturare le vittime, le scritte religiose sui muri fatte dalla figlia maggiore come da sua ammissione. Sono le foto scattate dai carabinieri del RIS nella villetta degli orrori di Altavilla Milicia, dove si è consumata la strage familiare tra il 10 e l'11 febbraio, vestita da rito di purificazione dalla possessione del demonio, in cui hanno perso la vita Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni, e per la quale sono 4 gli indagati. Oltre al capofamiglia Giovanni Barreca,
e la figlia maggiore 17enne, anche una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Antonella, prima di perdere la vita, è stata colpita più volte con una padella, probabilmente una di quelle sequestrate nella casa. Confermo le torture e la figlia a parlare, ma non so come è morta mia madre, se per infarto o quando sia io che mio fratello le davamo calci e mia madre non reagiva più. Mentre veniva torturata non poteva né mangiare né bere e quando veniva colpita con la pentola aveva una fascetta trasparente ai polsi. Mentre Barreca e la ragazza hanno confessato, Carandente e Fina hanno sempre sostenuto di avere preso solo parte alle preghiere organizzate per scacciare il demonio e di non essere stati nella casa durante i delitti, ma le analisi dei tabulati dei cellulari della coppia dicono il contrario. Intanto si attende l'esito della perizia psichiatrica disposta su Giovanni Barreca, previsto il 13 novembre. Una settimana prima, il 7 novembre, il GIP Nicolaiello, che processa la ragazza, potrebbe disporre una perizia sulla giovane indagata. Aggressioni negli ospedali, in Sicilia passa la linea dura, un arresto al Policlinico di Palermo. La Seus, società che gestisce le ambulanze, si costituisce parte civile e denuncerà chi danneggia i mezzi. A Catania il Policlinico dichiara tolleranza zero. Adelaide Barbagallo. Linea dura contro aggressioni e atti di violenza negli ospedali. A Palermo la polizia ha arrestato un immigrato di 30 anni per resistenza pubblico ufficiale. Con fare minaccioso si era presentato al pronto soccorso per richiedere una prestazione sanitaria, tentando di scagliarsi contro dei medici per poi inveire contro i poliziotti in servizio, che hanno richiesto l'intervento dei colleghi delle volanti e portato l'uomo in commissariato. E nel processo per un altro arresto avvenuto a Fiumefreddo di Sicilia, dove un uomo ha aggredito gli uomini del 118 durante un soccorso, la Seus, la società che gestisce le ambulanze, si costituirà parte civile. Ad annunciarlo il presidente Riccardo Castro, che promette denunce e segnalazioni alle forze dell'ordine anche per l'interruzione di pubblico servizio per le ambulanze costrette al fermo tecnico in seguito ai danneggiamenti subiti. Ed è di appena ieri la nota del Policlinico di Catania che annuncia tolleranza zero contro atti di violenza e aggressioni al personale. Una donna originaria di Santo Domingo è stata denunciata dalla polizia a Catania per aver picchiato il proprio compagno colpendolo con calci e pugni all'interno del camper in cui vivono da mesi perché è in difficoltà economiche. L'uomo ha detto di non avere interrotto la loro relazione per il bene della figlia sedicenne, attualmente affidata ai servizi sociali proprio per la difficile situazione familiare. La truffa corre online, oltre 500 casi in Sicilia negli ultimi anni. In molti casi si approfitta dell'ingenuità delle vittime. Ecco come agisce chi organizza il raggiro, ce lo racconta Marco Gullà. Truffe, raggiri, un bottino di oltre 4 milioni di euro da inizio anno, frutto di circa 500 truffe online in Sicilia. La parola d'ordine è attenzione, la truffa è sempre dietro l'angolo. Ecco perché bisogna alzare il livello di guardia quando si ricevono messaggi come quello che state vedendo. Ciao papà, ho perso il telefono, puoi contattarmi su WhatsApp? L'amo per la truffa. Noi volontariamente abbocchiamo e iniziamo una conversazione con i truffatori che si fingono nostra figlia. Il primo indizio che si tratta di un raggiro è quando il nostro interlocutore scrive: la rabbia è che ho dovuto bloccare il bancomat e tutto. Poi, altro indizio, e siamo già ad una prova. Ora ho bisogno di un tuo aiuto. Proseguiamo il loro gioco, fingendoci ovviamente interessati ad aiutare nostra figlia, che in realtà era accanto a noi e guardava serenamente la TV. Ho visto un iPhone Pro Max in promozione a 980 euro. Mi aiutereste ad acquistarlo? Al nostro benestare arrivano anche i codici per una ricarica post-pay, prontamente rimossi appena comunichiamo che in realtà siamo giornalisti. Alle nostre domande le risposte sono insulti e minacce che ovviamente vi risparmiamo. Un fenomeno che purtroppo cresce. La leva principale è l'ingenuità delle vittime e la scarsa conoscenza delle procedure digitali. Quindi attenzione, e se proprio volete regalare un cellulare nuovo a vostra figlia, accertatevi che sia realmente lei a chiedervelo. A Gela 20 famiglie che da anni occupano abusivamente le case popolari del quartiere Scavone rischiano lo sgombero. Hanno chiesto di potersi mettere in regola ma temono di finire ugualmente in strada. Geri Italia. Istituto Case Popolari di Caltanissetta, diamo la possibilità a queste famiglie di mettersi a regola una volta per tutti e basta.
Vivono da anni come occupanti abusivi negli appartamenti popolari del quartiere Scavone, l'ex Bronx gelese. Quando sono entrati, abbattendo i muri di forati che sbarravano le porte, le case erano abbandonate e in condizioni fatiscenti. Oggi quelle famiglie, circa una ventina con anziani e bambini, si trovano a dover affrontare un imminente sgombero. Entro il 12 dicembre dovranno liberare quegli spazi trasformati con fatica in case o verranno allontanati con la forza. Nonostante siano consapevoli dell'illegalità del loro gesto, queste persone però adesso chiedono di essere regolarizzate per evitare di finire in mezzo alla strada. Alcuni di loro avevano già partecipato al bando di regolarizzazione emanato lo scorso anno dallo IACP, ma l'ordine di sgombero è comunque arrivato. Sì, sono abusivo, che sono entrato abusivamente, però io voglio essere in regola. Come da contratto che dici devono fare nel bando 2017 rientro nella graduatoria, però loro non vogliono sapere niente. Noi vogliamo pagare, è giusto che ci mettiamo a regola anche noi. Vogliamo pagare, non che non vogliamo pagare, ma è giusto che però ci facciano un contratto e noi paghiamo quello che ci tocca di pagare. Il paradosso però è evidente: decine di appartamenti sfitti in condizioni di estremo degrado restano inutilizzati nei grandi complessi popolari di Scavone. Da oltre 10 anni non sono stati assegnati a nessuno, trasformandosi spesso in luoghi di abbandono e di degrado. Qua ci sono abitazioni che sono chiuse da decenni, che non ci abita nessuno, hanno chiuso però non hanno aperto mai a nessuno. Nei prossimi giorni il sindaco Terenziano Di Stefano contatterà l'Istituto Case Popolari di Caltanissetta per chiedere la riapertura dei termini di regolarizzazione e la sospensione delle procedure di sgombero. Nelle ore di pioggia molti rider sono stati costretti a lavorare con condizioni meteo proibitive. È successo anche a Catania, dove i giganti del food delivery, a esclusione di Just Eat, hanno ignorato la normativa vigente che prevede che in caso di pericolo grave per i lavoratori l'azienda debba sospendere immediatamente ogni attività che possa causare il rischio senza conseguenze per i lavoratori. Lo afferma la CGIL, annunciando anche un esposto in procura a livello nazionale. Sentiamo adesso la storia di Luca, una ragazza americana per la prima volta in Sicilia, che lancia un messaggio controcorrente. Dopo aver cambiato sesso si è pentita ed è tornata indietro. Nessuno, afferma, adesso nasce nel corpo sbagliato. Vediamo. È timida, quasi sfugge alle nostre telecamere, ma sente di dover raccontare la sua storia. Nata in America, a 14 anni ha deciso di diventare un ragazzo e ha iniziato il percorso di transizione. Per la prima volta è in Sicilia. Luca sostiene di essere stata ingannata. A 22 anni gira il mondo per dire ai ragazzini di 14, 15, 16 anni, l'età in cui lei ha deciso di fare la transizione perché non si sentiva bene nel suo corpo, perché era in crisi. Attenzione, siete troppo piccoli per decidere una cosa così grande. Luca, cosa è accaduto nella tua vita quando avevi 14 anni? Una ragazza adolescente e mi sentivo completamente dissociata con il mio corpo e quindi la transizione mi è stata mostrata come la soluzione migliore per liberarmi del mio corpo. Si è imbattuta in alcuni social e anche dei medici l'hanno consigliata. Quando hai capito che invece avevi intrapreso una strada sbagliata per te? Quindi me ne sono resa conto a 20 anni, dopo che ero cresciuta, e mi ero resa conto appunto che non era la strada giusta da fare. Ora lancia un messaggio a tutti gli adolescenti. Certo, fa paura crescere, ma è sicuramente più terribile il fatto di pensare di essere nati nel corpo sbagliato, perché tu sei il tuo corpo e anche se magari può essere difficile andare avanti, ti assicuro che poi andrà tutto meglio. Luca è una delle tante persone dei transitioner. È tornata donna, sostiene che nessuno nasce nel corpo sbagliato. Come lei, in tanti si sono pentiti. Dopo l'esclusione dell'unica ditta che aveva avanzato richiesta per un debito con l'erario, il Comune di Catania ha riaperto il bando per salvare in extremis la Fiera dei Morti, tradizionale appuntamento di inizio novembre che si lega alla commemorazione dei defunti. Riaperto l'iter, è stata recapitata una sola busta che è al vaglio dell'assessorato competente e l'ufficialità arriverà domani. Noi ci fermiamo adesso per una pausa, ma ritorniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo
torniamo in studio con lo sport. Il calcio si giocherà il 26 novembre al Massimino in serale il derby tra il Catania e il Trapani, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Sul buon momento in campionato dei rossoazzurri ha parlato a corner il difensore Matteo Di Gennaro. Sentiamo Francesco Triolo. La partita l'abbiamo fatta per tutto il secondo tempo, potevamo vincerla, l'abbiamo un po' aperta tardi, però secondo me la reazione che c'è stata nel secondo tempo è prova di una squadra forte, soprattutto mentalmente, oltre che tecnicamente, ma questo è perché è composto da giocatori che non conosciamo da oggi. Ripartire da lì, ripartire dal secondo tempo e da quel cambio di mentalità che il Catania ha mostrato nella ripresa della gara contro il Foggia. Lo ha detto chiaramente Matteo Di Gennaro, difensore del Catania, che ieri è stato ospite a corner. Un cambio di mentalità che si è evidenziato anche dopo il calcio di rigore fallito. Un'altra squadra avrebbe probabilmente mollato, invece i rossazzurri hanno continuato a spingere, a fare la gara sino a 3 secondi dalla fine, quando Inglese ha trovato il pari. Una prova di forza impressionante per il gruppo. Primo tempo noi abbiamo approcciato secondo me bene, perché abbiamo avuto subito l'occasione con Montalto. Credo di far parte di un gruppo, di una squadra che potrebbe vincere tutte le partite di questo campionato per la forza che ha. Adesso testa al prossimo impegno contro il Latino, il primo di 3 partite in una settimana che devono servire a dare continuità e cercare di accorciare le distanze alla prima in classifica. Sono una squadra comunque di valore e non va assolutamente sottovalutata, perché poi verranno qui e, come tutte le squadre che vengono a Catania, proveranno a fare la partita della vita, perché fare il risultato a Catania per tutti loro vale doppio. È tutto pronto a Catania per la 3 giorni di UEFA Futsal Champions League. Al Pala Catania la Meta, campione d'Italia, sfiderà in gare secche e girone all'italiana i lussemburghesi del Differendage, gli austriaci del Linz e i lituani del Kauno Žalgiris. La prima classificata accederà all'Elite Round con le migliori 8 d'Europa per giocarsi l'ambito trofeo. Bene, questa era l'ultima notizia, noi vi lasciamo alla programmazione di Antenna Sicilia, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.